Ben ritrovati dalla redazione. Tito Boia, riferito al maresciallo che dominò la Jugoslavia nel dopoguerra e ancora Boia chi molla, il grido di battaglia, sono alcuni degli slogan scanditi nel corso di un corteo organizzato dal movimento Trieste Pro Patria, sfilato per le strade del centro ieri pomeriggio in occasione del 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Il corteo, aperto da uno striscione con il nome dello stesso movimento Trieste Pro Patria in campo azzurro e con il tricolore entrambi i lati, hanno partecipato circa 150 persone, secondo la questura, sfilate da notevoli misure di sicurezza. Tra i partecipanti un gruppo di giovani che ha preferito restare in fondo al corteo, né Slovenia né Croazia, solo Istria, Fiume e Dalmazia, cioè le terre che dopo la guerra finirono alla Jugoslavia. Il movimento fu costituito 11 anni fa per contrastare i movimenti indipendentisti che riscuotevano consenso e ribadire l'italianità della zona. Attraverso la cosiddetta rotta balcanica, ora anche oggetto di particolare attenzione da parte dei ladri e dei malviventi, allarme su tutti i fronti nel territorio di San Dorligo della Valle, a suscitare apprensione nella popolazione anche l'ultimo episodio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando la polizia ha arrestato un 23enne cittadino del Gambia senza fissa dimora per il reato di furto in abitazione. Il personale della squadra volante è intervenuto nella frazione di Bagnoli della Rosandra a seguito di una segnalazione di un tentativo di furto in atto in un'abitazione. Un altro lutto, il terzo nelle ultime settimane, ha colpito nuovamente il Gemonese. Un uomo di 37 anni, Stefano Zilli, residente nel comune di Gemona, dipendente della Fantoni di Osoppo, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada statale 13 Pontebana, nel tratto che prende il nome di Via Nazionale ad Artegna. Il 37enne al volante della sua Polo Volkswagen stava percorrendo Via Nazionale con direzione di marcia Gemona-Udine. Sport basket, capolavoro di Trieste sul parquet del Palaverde, cuore, anima e cervello di una squadra capace di soffrire, stringere i denti e venire fuori alla distanza, trascinata dal carattere di un gruppo davvero infinito. Senza Valentine, assente a sorpresa, la formazione di Christian ha trovato dentro la prestazione monstre del rientrante Colby Ross la spinta per fermare una Nutri-Ballet a caccia di un successo scacciacrisi. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in prevalenza nuvoloso con maggiori schiarite su bassa pianura, coste e sulla fascia alpina, specie al pomeriggio. Sulla fascia prealpina e sulle zone orientali non è esclusa la possibilità di qualche pioviggine o qualche locale pioggia molto debole. Temperature minime in pianura fra 12 e 15, sulla costa fra 13 e 16 gradi, le massime ovunque fra 19 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.